Prima un sussurro, poi una voce, poi qualcosa di più, una strategia chiara, perché il via libera a sondare la tenuta di un fronte antilega che da Roma arrivi a Palazzo Balbi per le regionali 2020 giunge niente meno che da Nicola Zingaretti in versione ufficiale alla direzione nazionale del Partito Democratico, che alla quasi unanimità ha dato mandato al numero uno dei Dem di portare avanti l'accordo di governo con i pentastellati e il sì al Conte bis. Davanti abbiamo elezioni difficili in regioni diverse, dice in un passaggio. Dobbiamo fare ogni sforzo per costruire l'offerta politica più credibile anche sul versante di alleanze che il nuovo quadro politico potrà favorire, ma che comunque andranno verificate e costruite. PD e 5 Stelle alleati anche in Veneto per sconfiggere Zaia, favoritissimo per la seconda riconferma? 2 giorni fa, 20 e 10, la direzione presa era già stata annunciata e data per buona persino dagli avversari. Potrebbero esserci le basi per un'intesa, del mondo delle rappresentanze politiche progressiste per andare in maniera unita a contrastare appunto la Lega. Secondo me lo fanno anche nelle regionali, ormai i 5 Stelle non possono più dire siamo il Giglio bianco immacolato, sono un partito politico che si allea e si aggrega. E il Movimento 5 Stelle che dice? Per ora resta trincerato nel silenzio. I vertici regionali stanno preparando, si dice, una linea comune condivisa che verrà annunciata domani, anche se nelle ultime ore Jacopo Berti aveva già detto no ad alleanze con i partiti tradizionali. Prima di tutto, di sicuro, andrà testata la tenuta del governo giallorosso in divenire. Ultime ore febbrili, Zingaretti al Quirinale conferma sì al Conte bis con il PD che chiede il vice premier. Ma la fronda del no all'accordo è bipartisan tra i due schieramenti. Non solo tra i 5 Stelle come Di Battista e Paragone in attesa del voto sulla piattaforma Rousseau, altro elemento di polemica, ma anche tra i Dem come Calenda, una valanga di voti alle europee in Veneto, che oggi ha preso la decisione finale. Vi prego di voler accettare le mie dimissioni dalla direzione nazionale del Partito Democratico. Dal giorno della mia iscrizione ho chiarito che non sarei rimasto nel partito in caso di un accordo con il Movimento 5 Stelle. La ragione è semplice. Penso che in democrazia si possano e talvolta si debbano fare accordi con chi ha idee diverse, ma mai con chi ha valori opposti. Nelle ultime ore siamo arrivati persino ad accettare un giudizio sull'accordo di governo da una piattaforma digitale privata che abbiamo sempre giustamente considerato eversiva e antidemocratica. A chiedere il voto è la Lega. Io spero che il Presidente della Repubblica prenda atto del fatto che questa roba PD 5 Stelle non rappresenta il popolo italiano, ma può nascere un governo del genere che ha l'unico collante del Salvini no? Mentre Fratelli d'Italia già organizza i militanti. Scenderemo in piazza se questo governo dovesse nascere. Tutto nelle mani di Mattarella e tra i pentastellati veneti c'è chi è convinto che la scelta andava fatta per dimostrare che Lega o PD il fulcro resta il movimento, o meglio il partito dei 5 Stelle. Noi siamo i kamikaze della politica, se c'è un partito, perché ormai è inutile giocare con le parole, che poteva fare una scelta così pazza, siamo noi, perché al di là di guadagni un voto, ne perdi 100, certe cose devono essere fatte.